Lucio era una persona molto gentile, molto cortese, era un amico, quindi si fa anche fatica. La fatica di accettare che Lucio Toniello e la compagna Irma Schweiger non ci siano più, morti ieri sera nello schianto lungo la Feltrina, Onigo di Pederobba. La loro auto, un Audi A4, che impatta con una Passat per poi finire sul fossato laterale. Per la famiglia di Cavaso, madre, padre e due bambini, il ricovero immediato all'ospedale di Montebelluna. Per i due settantenni più nulla da fare. Si ipotizza un malore, ma forse anche un sorpasso azzardato. Comunque le due auto hanno impattato ad alta velocità, carambolando più volte sulla strada. Uno schianto violentissimo che nulla delle protezioni sull'Audi è riuscita a mitigare. Lucio Toniello, 72 anni, e Irma Schweiger, 70, hanno perso la vita sul colpo. Una notizia subito rimbalzata a Vittorio Veneto, dove i due erano molto conosciuti e vivevano da tempo. Accomunati dalla passione per la cultura e l'arte, erano impegnati su più fronti con base a casa Fenderl, che avevano contribuito a far crescere. Lui era uno dei rappresentanti di Per Inciso, che è un'associazione che lavora sull'arte pittorica, scultore, e, soprattutto. E, poi è stato per 5 anni nel direttivo della Consulta, dove siamo adesso, del Centro Culturale, e quindi ci siamo conosciuti bene, insomma abbiamo lavorato parecchio insieme. Irma la conosco meno, la conoscevo meno, però ci incontravamo spesso lo stesso, aveva sta casa ancora piena di cose del papà. Figlia del pittore Vittorio Schweiger, aveva istituito da poco, anche su suggerimento di Lucio, una borsa di studio per giovani musicisti. Un sodalizio culturale il loro e non solo. Sì, 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 spirituale, culturale e umano naturalmente, perché si volevano bene, quindi.